Capodanno in casa con amici e parenti, feste private, grandi eventi accanto ai più bisognosi o tra le meraviglie della natura. Come ogni anno, tante le possibilità per tutti i gusti per passare la notte di San Silvestro. A nord-est le proposte erano tante, dai classici fuochi d'artificio, le fiaccolate in diverse zone montane, grande musica in molte piazze e lo spettacolo luminoso di 1000 droni a Padova. Novità assoluta questa che ha attirato migliaia di curiosi in Prato della Valle. Un'iniziativa inedita per la città del Santo, tutti con il naso all'insù a rivivere la storia della città e i suoi simboli. Poco prima della mezzanotte il via con circa 22.000 persone, una decina di articolati spostamenti in aria di 1000 droni che hanno sorpreso anche i più scettici o tradizionalisti legati ai classici fuochi d'artificio. Misure di sicurezza ferree prima dell'evento: sono stati predisposti 5 varchi attorno a Prato della Valle, controlli minuziosi con utilizzo dei contapersone e dei metal detector, vietato portare con sé materiale pericoloso di vario genere, bottiglie di vetro, bombolette spray e alcol. Al termine dello spettacolo luminoso però qualche momento di tensione c'è stato, alcuni botti sparati tra la gente, bravate tra gruppi di ragazzi, qualche bicchiere di troppo e piccoli alterchi. Un quarantenne a Polide è stato sanzionato dalla Polizia di Stato per ubriachezza molesta in quanto, a causa dell'abuso di alcol, infastidiva i passanti ostacolando il regolare afflusso in piazza in prossimità di uno dei varchi di accesso. Nel pomeriggio del 31 dicembre un 27enne cittadino tunisino era stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto trovato in possesso di oltre 42 grammi di hashish. E per quanto riguarda invece i botti, tantissimi privati si sono concessi il classico momento dello scoppio dei fuochi d'artificio, ben visibili in tutta la provincia di Padova dall'alto delle cime dei Colli Euganei. A Este un quarantenne ha riportato ferite e ustioni gravi al volto e al collo a seguito dello scoppio di un botto. Situazione simile infine anche per un 31enne che ha riportato ustioni di secondo grado ad una mano.